Siamo in provincia di Vicenza, siamo nella strada che da Sossano va verso Grancona. Alle nostre spalle c'è il bacino di laminazione di San Germano ai Berici, gestito dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta. Io sono in compagnia del suo presidente Silvio Parisi, a cui diamo il benvenuto. Allora, presidente, qui in questo bacino di laminazione sta avvenendo un corso di formazione per i suoi tecnici per utilizzare un macchinario innovativo. Di che cosa si tratta? Allora noi lo chiamiamo così confidenzialmente Truxor, che è veramente il suo nome Truxor, no? Perché però diciamo è un nome che accattiva e così tutti quanti l'abbiamo metabolizzato immediatamente. In effetti si tratta diciamo di un mezzo anfibio, non di una barca vera e propria, perché non ha un fondo piatto. Lui è diciamo dotato di due cingoli, sono cingoli in gomma, e anche in dotazione un'elica. Però viene utilizzato coi cingoli, perché? Perché lui si muove agilmente anche nell'acqua e nello stesso tempo può salire e scendere nei pendii di questi argini, di questi diciamo sbarramenti, quindi non abbiamo la difficoltà di calarlo con gru e quant'altro. L'abbiamo provato l'anno scorso perché abbiamo un problema di fondo che è quello del lago dei Fimò, che conoscete tutti, che è il lago più importante, io lo chiamo il salotto buono estivo della provincia di Vicenza, della città di Vicenza, e a questa difficoltà di pulizia di queste alghe che stanno prolificando in maniera abbastanza veloce, l'anno scorso il 21 di agosto abbiamo fatto una prova con un mezzo simile o diciamo un po' più piccolo, ma così, che ce l'ha gentilmente prestato la provincia di Mantova. E la cosa è stata positiva e abbiamo deciso di comprarlo. Si è stato confinanziato dalla Regione Veneto ed è il primo qua nel Veneto questa attrezzatura. E 70.000 euro li ha messi la Regione Veneto e 50 li abbiamo messi noi. Ecco, l'abbiamo acquistato nell'arco di 10 mesi praticamente, siamo riusciti a fare tutto quanto e acquistarla, e credo per un ente pubblico una cosa veloce. Ecco, e questo me ne do atto, ho dato a tutti i miei tecnici che si sono prodigati perché arrivi prima della fine dell'estate. Ecco, dove sarà possibile utilizzarlo? Allora, non solo per Lago di Fimon o per questo bacino, che credo siano le cose principali, perché sarebbe stato riduttivo prendere un mezzo del genere a questo costo così, ma abbiamo difficoltà di pulizia, corsi d'acqua tipo il Bacchiglione, tipo Retrone nella provincia di Vicenza o altri, e il Fibio, San Martino Bonalbergo, cito alcuni paesi del Veronese dove ci sono queste risorgive, Montorio Veronese, dove ci sono questi canali all'interno del paese stesso che non si riesce a entrare se non con la faccia al mano o con un decespugliatore. Questo da solo può diciamo entrare dentro nei canali e fare questo tipo di pulizia all'interno di questi alvei di fiumi e di canali, che ci mettono nelle condizioni di avere anche visivamente pulito il canale. Questa è una cosa importante. Allora, sappiamo che tra le attività del Consorzio di Bonifica c'è anche e soprattutto quella irrigua. Noi qui attorno abbiamo dei campi di mais, esatto, che vediamo rigogliosi. Questo è grazie anche al lavoro dell'irriguo, appunto, del Consorzio. Sì, noi facciamo questa attività, che è l'attività principale del Consorzio, è quella della bonifica. Bonifica intendiamo, perché qualcuno il nome bonifica intende, questi si mettono a bonificare i campi per portare ancora la luce dei terreni. La bonifica noi intendiamo quando c'è troppa acqua, come l'anno scorso quant'altro, a dare la possibilità di defluire perché non ci siano disagi, e l'irrigazione, che sono gli stessi canali che durante il periodo estivo vengono riempiti col sistema LEB, è un canale di derivazione dell'Adige che dà irrigazione a tutta diciamo parte bassa del Vicentino, parte del Padovano e parte del Veronese, cioè è un sistema abbastanza importante. Ma nonostante, cioè, non solo questo, nel senso non solo l'irrigazione, ma una cosa importantissima che io credo facciamo soprattutto è quella ambientale, perché questi canali riempiti costantemente in questo periodo, come questo mese e mezzo che stiamo vivendo di calura e di siccità, non avremo tutta quella fauna ittica, quella fauna anche di anatidi e tutti quegli uccelli legati al mondo dell'acqua, ma gli stessi caprioli, le stesse lepri, tutte le cose, se non avessimo questo tipo non noi facessimo questo tipo di attività. Quindi facciamo prima credo un servizio importante all'ambiente e dopo o contemporaneamente quello di irrigare i campi. Ecco. Grazie a Silvio Parisi, presidente del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, e qui dalla provincia di Vicenza è tutto, ridiamo la linea allo studio. Grazie a voi per la disponibilità e perché ci date modo anche di farci conoscere per quello che noi facciamo e quello che siamo veramente nel nostro territorio. Grazie ancora. Pensiamo sia importante sensibilizzare i cittadini al ruolo del Consorzio di Bonifica. Grazie.